Ho 40 anni, devo ancora fare, io non parlo col mio cane, ma c'è un bel legame, sto che vedendo una solo gemme, 3 sere per ora mangiamo assieme, ma promette bene non si può fare, sto una settimana al calcio, me ne vado tutto per la ogni tanto L'ultimo derby, quello che può valere una stagione, rivalità storica in corsa per gli obiettivi. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo e Super Giovane Castelbuono Geraci. Siamo nella 23esima giornata del girone B di promozione siciliana. Cinghiali contro Aquile, classico appuntamento nel borgo delle Madonie, tornato dopo 4 stagioni al primo turno di coppia la vittoria della Super Giovane, al ritorno la rimonta del Geraci, il 6-0 del girone d'andata. Oggi la squadra di Mirto con l'obiettivo di vincere e sperare in una non vittoria dell'Aspra a Cefalù contro la Castelluccese per festeggiare contro i grandi rivali il ritorno in eccellenza dopo 3 anni. Le due formazioni, Super Giovane Castelbuono in maglia gialla e pantaloncini gialli, il 4-4-2 di Salvatore Marandano, Randazzo in porta. 3 novità rispetto al 2-1 subito per mano del Lascari Cefalù, in difesa Marguglio di Domenico Filì e Lo Monaco, a centrocampo di Salvo, Cicero Rosselli e Cardella. In attacco la coppia formata da Pirrotta e Rosone. Il Geraci invece in maglia e pantaloncini bianchi, il 3-5-2 di Gaetano Mirto. 2 novità rispetto al 2-1 contro la Castelluccese: Petruzzi in porta, la mattina Niassi e Chiazzese in difesa, Cigno, Gonzales, Villar, Serio e Coco a centrocampo. La coppia d'attacco è formata da Velardi e Marrone. Tra pochissimo, adesso, il minuto di silenzio per le 72 vittime del nubifragio nella provincia di Crotone. Gli applausi dal Failla, tantissimo pubblico qui ad assistere a questo derby dei Ventimiglia, il quarto stagionale, squadre prontissime a far rotolare il primo pallone in campo. Super Giovane, che dicevamo è reduce dalla sconfitta di Cefalù contro il Lascari Cefalù, 3 sconfitte di fila nell'ultimo periodo, il peggior periodo della stagione, che ha fatto scivolare la squadra di Marandano al quarto posto. Oggi assenti Papalardo e Mazzella per squalifica, ormai alla terza partita out assieme a Guarnieri. Dall'altro lato nel Geraci assente soltanto Valor, Geraci che reduce dal 2-1 molto sofferto contro la Castelluccese. Ancora è valido e attivo il divario dell'Aspra a 7 punti di vantaggio. Oggi il Geraci deve vincere e sperare in una non vittoria dell'Aspra contro la Castelluccese per il salto aritmetico in eccellenza, mentre qualsiasi altro risultato manterrebbe viva la lotta tra prima e seconda. C'è anche il caso della vittoria del Geraci e del pareggio dell'Aspra. Anche in quel caso il Geraci sarebbe aritmeticamente promosso in eccellenza, il divario sarebbe di 9 punti e in caso delle sconfitte del Geraci fino a fine stagione e in caso delle vittorie dell'Aspra fino a fine stagione, le due squadre si ritroverebbero a pari punti. In quel caso valerebbe lo scontro diretto, o meglio, gli scontri diretti, in cui
nella classifica avulsa il Geraci ha 4 punti, l'Aspra ne ha soltanto 1, quello del pareggio del girone di ritorno per 1-1, mentre all'andata finì 3-1 a Misilmeri. C'è un problema nella porta alla sinistra dei vostri teleschermi, la terna arbitrale sta risolvendo un po' la questione. L'arbitro di questo pomeriggio è Vincenzo Braschi di Trapani, assistito da Salvatore Negrelli di Barcellona Pozzo di Gotto, assistito anche lui da Martina Iannazio, anche lei dalla sezione di Trapani. Partita molto sentita qui nel Borgo delle Madonie. Soltanto questa stagione si sono affrontate Geraci e Super Giovane Castelbuono, perché negli anni passati a Castelbuono ci sono state diverse squadre come il Castelbuono, la Castelbuonese, la Polisportiva Castelbuono, in cui il Geraci ha avuto la meglio nella maggior parte dei precedenti. Nella stagione 2011-2012 invece nella seconda categoria siciliana nel girone C vinse la Castelbuonese 1-0 e poi ci fu anche una vittoria a tavolino da parte del Geraci nel primo anno in eccellenza della squadra oggi allenata da Mirto, 3-0 a tavolino, perché sul risultato di 1-0 in quella sfida contro la Polisportiva Castelbuono nel finale ci fu Carlo Calvaruso, giocatore della Polisportiva Castelbuono, che reagì con violenza verso l'arbitro. La partita è stata sospesa al minuto 88 e poi è stato dato il risultato a tavolino. Ovviamente questa qui non è l'unica partita che si sta giocando questo pomeriggio. Abbiamo parlato ovviamente di Super Giovane Castelbuono Geraci e di Castelluccese Aspra. In campo anche il Città di Casteldaccia contro il Lascari Cefalù. C'è Gorgogna Delia Mistretta e San Fratello Villarosa, scontro salvezza che sarà sicuramente accesissimo. Nel frattempo tutti comodi perché è iniziata la partita subito con uno scontro a bordo campo con Cicero protagonista assieme a La Mattina. L'arbitro ha fermato il gioco dopo nemmeno 30 secondi. Intervento falloso, punizione per il Geraci con la battuta affidata all'ex Parmonval Antonino La Mattina. Pallone che fa un po' i capricci, c'è del leggero venticello qui a Castelbuono. La Mattina praticamente ha approfittato dello spostamento del pallone per colpa dell'evento. L'arbitro ha visto tutto, lo ha richiamato. Mettilo un po' più indietro affinché si possa battere questa punizione. La battuta di La Mattina verso la mischia in mezzo, sfera di testa Serio. Il pallone viene rincorso dalla Super Giovane con Simone Di Salvo. Ma niente da fare per la squadra di Gaetano Mirto. Cercato Pirrotta, colpo di testa a cercare Di Salvo. La pressione da parte di Bartolo Cocco, colpo di testa stavolta di Domenico. Si va dietro, ancora Di Salvo verso il centro del campo, il tocco di Villar, serie di rimpalli, la va a toccare anche Pirrotta. Campanile che si va ad alzare, la chiusura fuori di Cocco, rimessa laterale per la Super Giovane Castelbuono. Soltanto una sconfitta qui al Faila da parte della squadra allenata da Salvatore Marandano. Fu l'ultima partita giocata qui, quella contro il Gioiosa, uno scontro in zona playoff, una sconfitta che non arrivava qui in casa da tanto. Fuori gioco da parte di Rosone, segnalato in anticipo dal secondo assistente dell'arbitro Martina Iannazzo. Si procederà con il calcio di punizione affidato a Nicolas Petruzzi, che ormai è salito nelle gerarchie di Mirto per quanto riguarda il posto in porta, ed è un po' che Mirko Del Miere siede in panchina, mentre dall'altro lato
titolare nella maggior parte delle partite. Giuseppe Randazzo è stato lasciato dallo spazio a Mario Mammano, classe 2006, ma comunque è stato l'ex Casteldaccia a essere il titolare nella super giovane. Pallone in profondità, era in fuorigioco Velardi. Di Domenico controlla in mezzo al campo, la prende Cardella verso l'esterno del campo, è circondato quasi da maglie bianche, insiste ancora Cardella, eppure riesce ad allungarsela, ma se la porta fuori. L'esterno classe 2003, rimessa laterale per il Geraci, manca il pallone, viene recuperato subito. 3,5 già passati, 0-0, partita un po' spezzettata ed è tipico un po' delle direzioni di Vincenzo Braschi e di Trapani. Eccolo qui, un altro fischio a concedere un calcio di punizione per il Geraci, che oggi con una vittoria supererebbe la soglia dei 50 punti. Super giovane Castelbuono invece che si è fatta superare dal Lascari Cefalù nello scontro diretto scorsa settimana. Super giovane a 34 al quarto posto, raggiunto ieri dalla Sant'Angiolese, che ha vinto per 5-4 contro il Gioiosa. Lascari Cefalù terzo a 37. Velardi, gestione con il petto, forse anche una leggera spinta da dietro da parte di Domenico. Di Salvo in mezzo a due, cerca di proteggere, si va a prendere la rimessa laterale il Geraci. Alla battuta andrà Coco, il pallone dietro, cross dentro, Randazzo che nell'ultima vittoria qui al Faila della Super Giovane ha salvato la sua squadra in un rigore parato contro la Gorgonia Delia a un certo Rosario Genova. Secondo tempo in cui la Gorgonia ha avuto la supremazia rispetto agli avversari, ha segnato il gol per accorciare le distanze, e poi Randazzo ha parato un calcio di rigore conservando la vittoria. Lancio lungo verso Mirko Marrone, il capocannoniere del girone B di promozione siciliana. Oggi se va a segno il suo score in campionato salirebbe a quota 20. Chiusura, il calcio d'angolo di Emanuele Fili, calcio d'angolo per il Geraci. La vedete, la cornice di pubblico, escono fuori anche i primi cori, perché sotto di noi ci sono i tifosi del Geraci nella tribuna centrale rispetto al campo, mentre la gradinata riservata ai tifosi della Super Giovane Castelbuono è laterale, quella che state vedendo sui vostri teleschermi. Villar alla battuta, chiama lo schema in mezzo, c'è qualche problemino con Gnassi, protagonista assieme a Fili. L'arbitro richiama i due, le solite pressioni in area di rigore. Villar non ci può andare perché Gnassi è stato ostacolato nel tentativo di andare a prendere il pallone. Nel caso di cross, prolungamento di Gonzales. Randazzo, altra presa del portiere della Super Giovane Castelbuono. L'anno scorso il salto in eccellenza con il Casteldaccia tramite i playoff, quella sfida storica vinta per 3-2 contro la Torrenovese. Lanciato Velardi, c'è però la segnalazione di fuorigioco e sarà punizione per la Super Giovane da ribattere. Con il pallone che viene fatto scorrere. Rosselli, occhio a questo ragazzo in caso di calci di punizione. Piccola esperienza anche in Serie D al Biancavilla per lui. Ha segnato in stagione diversi gol dalla distanza su calcio di punizione, veramente belli.
Serio, alzata, c'è l'intervento da parte di Cicero, la munizione per il centrocampista della Super Giovane Castelbuono, il primo giallo della partita, e di Rosario Cicero, occhio perché Cicero ha allungato il muso contro Serio, provocazione, poi Rosone accenna un colpo al viso e già il derby si accende. Punizione Geraci per il fallo di Cicero. Poi un presunto colpo a Rosone. Tutto ok per entrambi. Gioca pallone, gioca, buffone! La mattina al solito a battere. Profondità, occhio a Velardi che si muove, Di Domenico mette in calcio d'angolo, accolto anche dagli applausi del proprio pubblico. Il classe 85 a governare la difesa della Super Giovane, va Villar dalla bandierina. Saranno diversi palloni da risistemare perché il vento disturba un po'. E poi il terreno di gioco in terra battuta, quindi maggiore attenzione. Villar, soluzione corta, c'è la mattina dietro, pallone basso verso il primo palo, e attenta però la difesa della Super Giovane che potrebbe avere spazio, pallone spazzato fuori lo stadio da Gonzales, rimessa comunque per la Super Giovane con la battuta affidata alla classe 2004 Francesco da Monaco. Rosone mette giù assieme a Cardella, pallone che viene spazzato verso il centro del campo, colpo di testa di Gonzales, Velardi allarga, può ripartire il Geraci, c'è la norma del vantaggio, cercato Marrone contro due difensori, c'è la Monaco a disturbare Marrone solo, poi l'intervento di Domenico a consegnare il calcio di punizione al Geraci. Altro fallo della Super Giovane Castelbuono, punizione da posizione più ravvicinata verso la porta di Randazzo per il Geraci. Questa è una delle mattonelle per Gioacchino Serio dalla partita contro il Villarosa, che non va a segnare un gol su calcio di punizione diretta. Barriera a 4 per la Super Giovane. Quasi pronto Serio. Si sposta ancora un pochino la barriera di Randazzo. Fischia l'arbitro. Parte Serio, alto in gradinata, proprio dove ci sono i tamburi, i timpani dei tifosi della Super Giovane. Allora di fatto questo qui potrebbe essere segnato come primo tentativo, seppure non verso lo specchio della porta. Coco chiude fuori, non era questa la sua intenzione dalla rimessa alla squadra di casa. Marguglio di testa che accese, pallone alzato da Gonzales, cerca Velardi contro Di Domenico, quest'ultimo alla meglio mette fuori di testa. Coco, Gonzales, da dietro arriva Rosone, il pallone però esce una volta che viene rispedito a ridosso della linea del fallo laterale.
la battuta affidata alla squadra di Marandano. Rosone pressato tanto da Chiazzese, cerca Pirrotta in profondità, Gnassi protegge, decide poi di toccarla spazzando via, la prende Rosselli, con la mano sinistra si aiuta nel pressing che va a subire. Serio vince qualche rimpallo, ma non il pallone definitivo. Poi c'è il fallo commesso dal Geraci, punizione super giovane anche in questo caso, opzione su palla inattiva per la squadra di Castelbuono. Pietro Rosselli a battere, decisamente più lontani rispetto alla battuta di Serio. Rosselli, pallone dentro, colpo di testa, Petruzzi risponde su Rosone, pallone ancora vivo, messo via sul secondo palo per il tentativo basso di Marguglio, deviazione ancora, il tentativo da parte della super giovane, calcio d'angolo. Questa qui è la prima vera occasione della partita, con la parata di Petruzzi. E adesso la super giovane cercherà di spingere Rosselli dentro, leva via di testa Chiazzese, conclusione da fuori di Marguglio, pallone sul fondo. I fischi da parte dei tifosi del Geraci, che non hanno fatto tantissima strada per arrivare fin qui a Castelbuono. Il pallone di Petruzzi che verrà mandato verso il centro del campo. Serio la prende benissimo di testa, il tocco di Rosselli, Rosone largo, ancora Rosselli verso Pirrotta, troppo lunga, esce Petruzzi, portiere argentino che da pochissimo ha preso anche la cittadinanza italiana, classe 2001. Giù è andato Filì, Di Domenico spazza via, colpo di testa solido di Lamattina a spazzare sempre la super giovane, a cercare Salvatore Rosone. Gnassi prima di lui chiude in fallo laterale. Partita sontuosa quella di Vaccaré Gnassi contro la Castelluccese. Adesso chiudere un'altra volta. Nel frattempo c'è l'allenatore della super giovane Castelbuono, Salvatore Marandano, a dare indicazioni suoi dalla gradinata. Pallone basso da parte di Rosone, non c'è nessun tiro dal limite dell'area di rigore. Velardi la colpisce di testa, non si accorge però che il campo finisce proprio in quel punto. E allora la rimessa laterale battuta dallo Monaco. Serio risponde ancora allo Monaco, c'è Marrone, la difesa della possesso da parte di Cicero, serie di rimpalli li vince Serio, lancia a profondo, poi Velardi viene ostacolato da Filì, il pallone arriva fino a Randazzo che pratica calma i suoi. Non è un periodo brillantissimo per il Geraci in trasferta, infatti l'ultima partita è stata pareggiata al 91esimo contro il San Fratello, dopo essere stato in vantaggio dal 19esimo del primo tempo. Nel match precedente ci fu la vittoria Villarosa per 5-2, ma se andiamo ancora più indietro nel tempo vediamo come il Geraci ha perso a Mistretta Cefalù, una situazione rispetto alle partite in casa un po' da ribaltare. Marrone la fa passare in mezzo a due, non c'è nessuno, con la Mattina che era abbastanza indietro. Rosone cade dopo l'intervento assieme a Cigno, rialzati dice l'arbitro, colpo di testa, vince Serio il duello con Cicero, pallone di Gonzales in profondità, fuori gioco di Marrone, posizione irregolare
da parte di Mirko Marrone alla prima stagione con la maglia del Geraci, l'anno scorso con quella del Gangi, sempre in promozione, ha segnato 19 gol in questo campionato, la soglia dei 20 l'ha già superata perché includendo le partite di Coppa è a 24 totali. Rinvio lungo per Giuseppe Randazzo. Serio, lo Monaco in fallo laterale. La rimessa affidata ad Antonino la mattina. Pallone verso Velardi, l'anticipo di Rosario Cicero. Si va dall'altro lato, Coco verso Serio, arriva anche Cardella, in mezzo a due ce la fa. Cardella apre tutto a cercare la zona di Salvo. Il pallone viene passato dietro. Marcuio, Pirrotta protegge, spalla alla porta, si è ancora lontani. Si cerca ancora Cosimo Cardella. Si alza un po' di vento, la tocca Velardi, il passaggio è efficace per Serio che vuole il pallone di ritorno verso Velardi che vince il contrasto, si va a prendere il calcio di punizione, non ci ha creduto tantissimo su questo pallone l'attaccante del Geraci, ammonito Emanuele Fili, è stato lui a commettere il fallo, secondo giallo della partita, secondo giallo per la super giovane Castelbuono dopo quello estratto a Rosario Cicero. Siamo soltanto al 20° minuto, stavolta per Serio, la mattonella e sì, di più verso l'esterno, ma si avvicina verso la porta. Serio e la mattina in zona. Nel frattempo problema di Scarpini per Rosone che sta andando a cambiare a bordo campo. Nel frattempo la battuta andrà effettuata lo stesso. Serio verso la porta, primo palo! Gioacchino Serio è tornato a far gol su calcio di punizione. 1-0 Geraci. Gioacchino Serio. La traiettoria giusta a sorprendere Giuseppe Randazzo. Il gol di Gioacchino Serio. Gli abbracci in panchina. L'esultanza dei tifosi del Geraci. La squadra di Mirko passa avanti con il gol di Gioacchino Serio. Gol numero 20 in stagione, gol numero 17 in campionato. Nel frattempo ci sono proteste dalla panchina della super giovane Castelbuono. Avevamo detto dell'assenza di Rosone perché si stava scambiando di Scarpini e quindi è stato momentaneamente fuori dal campo. Nel frattempo il Geraci ha segnato su punizione. Non è stato un gol su azione, quindi alla fine cambia poco della presenza di Rosone all'interno del campo. Serio ha fatto tutto da solo, segnando su punizione diretta. Che recupero di La Mattina, pallone calciato in avanti, risponde Di Domenico. Fili, appoggio dietro ancora Di Domenico che rischia, lancio lungo, Pirrotta sponda, Rosone calcia dalla distanza, vuole il super gol oggi pomeriggio. Salvatore Rosone, un po' impossibile in questa situazione, lui che lo realizzò, un gol bellissimo nel ritorno del primo turno di Coppa in rovesciata
alla Santissima Trinità. Quel gol sancì 5-5 totale, l'eliminazione del Geraci dalla Coppa sul campo. Poi la squadra di Virto fu ripescata tra le 5 migliori perdenti. Marrone lotta assieme a Cosimo Cardella. Pirrotta cambia anche lui nella zona di Angelo Marguglio, va a rincorrere anche Velardi, colpo di testa di Marguglio, non è preciso per Di Salvo, è rimessa a Geraci. Gonzales a gancio di Velardi, deve metterla giù, supera Di Domenico con il passaggio per Coco, va a trovare per gli avversari il classe 2006 nativo di Geraci Siculo, fallo. E calcio di punizione stavolta per la Super Giovane. Superata la prima metà del primo tempo, Geraci avanti poco fa, il gol di Serio su calcio di punizione. Altro intervento falloso, stavolta ai danni di Rosone. Super Giovane che guadagna metri. Alla squadra di Marandano serve qualcosa. C'era stata l'occasione con la parata di Petrucci. Serve spingere ancora per contrastare la capolista. Rosselli alla battuta. Pallone morbido, non esce Petrucci, colpo di testa a levar via il tiro al volo di Cardella, ancora una volta fuori. E ancora una volta fuori lo stadio. È arrivato sì il colpo, ma non verso lo specchio della porta. Nel frattempo c'è il vantaggio della città di Casteldaccia contro il Lascari Cefalù 1-0 a Marineo. Risultato importante questo qui. Intervento contro Cardella, Rosone vuole il triangolo con Pirrotta, c'è Gnassi in anticipo. Rosselli cambia tutto da Marguglio, l'aggancio, arriva Gonzales a fronteggiarlo con gli occhi. Rosselli evita l'avversario, lancio profondo verso il secondo palo, l'appoggio di La Mattina su Petrucci. Si voleva Cardella, un po' spostato verso l'esterno. Serio, lancio chilometrico, randazzo prima della propria difesa e di Velardi che era andato ad attaccare. Non passa Di Salvo, Coco legge il rimbalzo, pallone in diagonale, Velardi non lo va a prendere, va a spazzare la difesa della Super Giovane. Rosone, l'aggancio, cerca di mettere il pallone giù, segue il movimento Di Salvo, contrasto, l'arbitro ferma il gioco perché il giocatore della Super Giovane rimane a terra, interviene anche la panchina. Giù il classe 98 della Super Giovane Castelbuono. Simone Di Salvo, la quinta stagione con questa maglia, arrivato nel 2018 proprio dalla Juniores del Geraci. Lui che è uno dei diversi ex del pomeriggio, assieme a lui lo squalificato Pappalardo, in campo Cicero, in panchina Antista, mentre nella gara d'andata come ex lato Geraci ci fu Murò, che poi però è passato al Rosmarino in prima categoria. Braccia concerte per Marandano dalla gradinata. Nel frattempo si cerca di capire un po' l'entità del colpo subito da parte di Salvo. Ferro! Diversa assistenza per lui. Si rialza adesso Super Giovane momentaneamente in 10, Gnassi rischia un po' di perderla, fuori gioco nel frattempo per Velardi.
Punizione per la squadra in maglia gialla. Margoglio decide di andare avanti per un po', deve scaricare da Rosselli, passaggio impreciso, serio, controllo irregolare con il braccio secondo l'arbitro. Punizione interessante a questo punto per la super giovane. Nel frattempo sono diversi i cambi di pallone. Probabilmente per la questione di gonfio o non gonfio, più gonfio o meno gonfio. E c'è Rosselli pronto barriera a 3 per il Geraci. Occhio al classe 2001, volendo ci potrebbe essere Cicero con il sinistro, ma probabilmente andrà Rosselli. Infatti Cicero si allontana dal punto di battuta. Petruzzi ha finito di sistemare la barriera. Parte Rosselli, un po' a giro, si tuffa Petruzzi e allontana. Secondo tiro nello specchio della porta per la super giovane. Non indirizzatissima la posizione di Rosselli. Un po' di metri però li ha fatti Petruzzi. Rimessa lunga. Pirrotta non ce la sponda, pallone che passa a ragione, l'anticipo, pallone fuori, ma c'è stata la deviazione in calcio d'angolo. La super giovane spinge. Era andato giù Rosone, tutto ok. Si va dalla bandierina. Parte Rosselli, pallone dentro, colpo di testa di Cardella. Petruzzi stava andando verso il fondo, Petruzzi è andato lo stesso, l'ha presa sì, e c'è un altro calcio d'angolo. Forse poteva farla scorrere. Si lamenta anche il tocco di Petruzzi. Se sia prima oltre la linea, pallone sul secondo palo, la proposta di Domenico ad allontanare ancora Di Domenico. Niassi di prima allontana ancora, fallo laterale. Va Margoglio, rimessa lunga di testa, allontana il Geraci, si cerca Velardi in profondità, pallone lungo, Randazzo, occhio al suo rinvio di controbalzo, pallone che ancora cade giù, fallo di Velardi nell'attaccare Randazzo, ma che rischio si è andato a prendere il portiere della super giovane. Era quasi sicuro di far bene, in realtà in un campo in terra non c'è nulla di sicuro. Di Salvo, grande dribbling, mette dentro, aveva superato benissimo Coco, però non c'è stato nessuno a prendere quel pallone servito dal giocatore della super giovane. La battuta della rimessa, pallone di testa colpito da Velardi nella direzione di Marrone. Adesso Villar appoggia corto, scambia con Gonzales, il pallone però viene regalato quasi a Pirrotta, che poi si va a prendere il calcio in viso, cartellino giallo per Villar, primo ammonito anche tra le file del Geraci. Ammonito Franco Villar. Il solito Rosselli dal cerchio di centrocampo, pallone basso, allontano lo stesso Villar, lo Monaco, passaggio per Cardella, mette giù la
pressione di Serio, non recupera il pallone, anzi la rimessa è per la super giovane. La battuta di Lo Monaco verso Rosone, il pallone rimbalza davanti a sé, allontana Cigno in fallo laterale. Ancora la squadra di Marandano. Lo Monaco, Marandano gli dice dalla gradinata: aspetta Pirrotta, il pallone rimbalza, si va giù, l'arbitro assegna soltanto il calcio d'angolo a giudicare dal suo braccio. Nessun fallo da rigore su Pirrotta. Secondo l'arbitro c'è la battuta dalla bandierina. Sempre Rosselli, proposta in mezzo, lontano questo pallone per tutti. Serie di prolungamenti, colpo di testa rischioso di Villar. Pirrotta viene fermato verso l'esterno, la mantiene in campo il Geraci, non totalmente però, con Gonzales. Altra rimessa per la super giovane, stavolta dall'altro lato. La rimessa lunga di Marguglio, prolungamento di Pirrotta, calcio di rigore per la super giovane Castelbuono. Il fallo guadagnato da Pirrotta, arbitro che ha indicato il dischetto, opportunità per pareggiarla. E già Pirrotta è andato davanti il dischetto a voler battere. Non ci crede Serio. Super giovane da un po' in proiezione offensiva, il calcio di rigore Pirrotta contro Petruzzi. Nel frattempo tanti bambini sotto la gradinata a voler vedere meglio la battuta di Pirrotta per poter eventualmente esultare. Pirrotta, la parata di Petruzzi sulla traversa, rigore sbagliato da Alessandro Pirrotta. Petruzzi, la respinta sulla traversa, salva il Geraci. La parata dell'argentino, mani sulla testa per Pirrotta, non ci vuole credere neanche lui. Era stato infallibile sin dal suo arrivo in maglia super giovane, oggi l'ha sbagliato. Ne aveva fatti 3 dopo il trasferimento dall'Aspra. Oggi è andata diversamente con la respinta di Nicolas Petruzzi sulla traversa. Il pallone è preservato. Serio sbaglia il passaggio, ci pensa Gonzales a girare. Lanciata provata da La Mattina, è ancora sua, continua a lottare con Cicero. Con forza si prende la rimessa. La Mattina verso Marrone, girata all'indietro, Cardella giù, punizione. Non ci crede neanche Marandano al rigore sbagliato da Alessandro Pirrotta. Rosone dietro da Marguglio, si cerca Pirrotta, colpo di testa sì, nella zona di Cardella. Mette giù Cardella, gli sta addosso La Mattina che va a recuperare. Pallone basso di Domenico, non c'è nessuno, sponda super giovane, anche se il tocco su Cigno favorisce Pirrotta che protegge sì, e da solo però il recupero di Villar. C'è anche Marrone in zona, fase molto confusionaria, la va a prendere. Lo Monaco in qualche modo decide di avanzare, poi un doppio rimpallo assieme alla Mattina.
e il Geraci, così si va a prendere la rimessa laterale. L'arbitro chiede calma a Mirto nella panchina del Geraci. La battuta affidata la mattina, c'è il cambio però. Cardella subito, Pirrotta. Cambio di gioco, si cerca Di Salvo, troppo lunga. Scivola Velardi. Stava andando a prendersi il pallone. Villar mette giù. Gonzales, si muove Marrone, lanciato, posizione regolare, le va via Fili in fallo laterale. Villar, l'appoggio per Cigno. Serio, guarda la porta, calcio da fuori, abbastanza alto il suo tiro. Oggi Serio è tornato al gol dopo 3 partite a secco. Uno dei suoi colpi, quello di oggi, quello su calcio di punizione. Serio a schiacciare, risponde Fili, l'aggancio di Salvo, si ala ancora un altro po', va verso l'esterno, Di Salvo insiste, poi lascia il pallone lì. Serio ad anticipare Cardella, si prende il calcio di punizione. Ultimi 5, poi sarà recupero per questo primo tempo. Vai Marrone, sulla fascia, Marrone! Allargati qua! Battuta profonda, in testa Fili, verso l'esterno Serio, rovesciata, rimetterla dentro Randazzo. Marguglio, Di Salvo la perde per l'intervento di Gonzales. Niente da fare per Rosselli, pallone profonda a cercare Marrone, ancora Randazzo. Attenzione a Rosone, rimbalzo davanti a sé, la lascia andare fuori. Calcio d'angolo per la super giovane Rosselli, pallone dentro Pirrotta, spizzata leggera. Altra rimessa per la super giovane Monaco. Soluzione lunga anche da parte sua, Rosone mette giù con il tacco, poi cerca di controllarla di testa, va a colpire anche Fili, ma fuori. La mattina lungo la fascia, Fili, serie di colpi di testa, la prende Marrone, si muove Velardi, servito, Velardi se la allunga anche di testa, Velardi un po' troppo sull'esterno, mette dentro a vuoto Marguglio, ma Marrone è abbastanza lontano per calciare, rimane viva però. Servizio dietro, nuovo cross, non c'è nessuno sul secondo palo, spozza Cardella. Colpo di testa di Chiazzese
per Di Salvo. Rosselli protegge pallone dietro per Margoglio. Niassi anticipa Rosone. Gonzales mette giù. Marrone scambia il Geraci sullo stretto, anche con pressione zero. Pallone in mezzo di Lamattina, controllo, spalla alla porta di Marrone, si accentra un altro po', si inserisce serio, doppio rimpallo, occhio al pallone Bollenti, spazza Di Salvo verso Cardella, mette giù con calma verso il centro, il passaggio per Cicero, si libera di Gonzales e poi si va a prendere il fallo. Ho tutta già la punizione. Lo Monaco sbaglia però tutto. Nuova opportunità per lo Monaco, stavolta va corto. Cicero evita Villar verso l'esterno, la pressione di Marrone, l'ultimo tocco e da parte dell'attaccante del Geraci. La rimessa a cercare Rosone. Lamattina ha calciato Cigno assieme a lui. Rosone, altro colpo di testa di Lamattina, serio nel rispondere alla rimessa laterale, non passa però Cicero. La rimessa è del Geraci. Villar, pressione di Lo Monaco asfissiante, c'è il fallo del classe 2004. Un po' graziato il terzino della super giovane. Punizione affidata alla Mattina. Dentro il tempo di recupero. Va la Mattina verso il centro, il pallone rimbalza, allontanato dalla difesa della super giovane. Gonzales verso Serio, trovato in bucata, Velardi si gira, calcia sotto le gambe di Di Domenico, non guadagna però la deviazione per il calcio d'angolo. Intuizione però furba da parte del Geraci in attacco. Rosone si muove Pirrotta, nel frattempo Cardella è solissimo a sinistra, sbagliato infatti poi il passaggio di Rosone. Adesso lo ha visto Cardella che ha detto al proprio compagno ero solo. C'è il fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero, 1-0 Geraci sul campo della super giovane Castelbuono. Sta decidendo al momento la punizione calciata e trasformata da Gioacchino Serio al minuto numero 20, però la super giovane ha sbagliato un calcio di rigore con Alessandro Pirrotta. Nel tentativo di pareggiare c'è stata la respinta di Petrucci sulla traversa che un po' ha fatto sorreggere questo 0-1 esterno, ovviamente momentaneo, del Geraci. Diversi ammoniti, da una parte Filì e Cicero, dall'altra Villar. Ne ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo del derby dei Ventimiglia, super giovane Castelbuono Geraci. Lo stadio Tomaselli di Caltanissetta si prepara ad ospitare la sfida tra Nissa e Cus Palermo, 24esimo turno del campionato di eccellenza Girone A, di fronte ai padroni di casa guidati da mister Sferrazza che cercano punti per tenere lontana quella zona pericolosa della classifica occupata di fatto dall'inizio della stagione dai Cussini guidati da Ferdinando Zappavigna, in serie utile da 4 partite e soprattutto divenuti improvvisamente ermetici dal punto di vista difensivo. Una partita comunque da non fallire da parte di entrambe le squadre, e come stiamo per vedere dalle immagini prodotte
Dagli amici della Wii Sport iniziamo subito con il Cus che attacca. Qui c'è un tentativo in spaccato da parte di Piscopo, ma attenzione, Mustacciolo, calcio di punizione, cerca il primo palo non perfetto da Mico, la palla rimane in area dove si trova Alberto Montoro. Primo gol in eccellenza per il giocatore arrivato dalle giovanili del Resultana San Lorenzo. Non si ferma però il Cus che attacca ancora con Sceriffi, il cross dosato perfettamente per la testa di Fofana. Inizio da incubo per la Nissa, sotto 2-0 in casa contro il Cus Palermo. Dopo pochi minuti cerca la reazione la squadra di Sferrazza, qui un colpo di testa con la palla che va fuori da parte di Fragapane, ma veniamo all'azione di Sacco sulla destra, il cross calibrato alla perfezione, arriva Lucas Vignone, 2-1, accorcia le distanze prima della fine del primo tempo con il suo ariete. La squadra nissena che ancora ci prova con un altro colpo di testa, questa volta facile, la parata per il classe 2005 di Salvo, poi gran palla recuperata a centrocampo da Scerif che innesca il contropiede, palla per Fofana che si presenta tu per tu col portiere d'Amico, ma calcia male e finisce così il primo tempo al Tomaselli. 2-1 per il Cus Palermo, ma ci aspetta una reazione furente da parte della Nissa, reazione che arriva con questo tentativo che finisce sul fondo, erroraccio di Lavardera a pochi metri dalla porta, poi Scerif calibra ancora per Fofana, colpo di testa che si spegne al lato, insiste però la Nissa e qui rischia tantissimo Piscopo con questa entrata ai danni di Esposito. Il direttore di gara non segnala l'irregolarità da parte del centrale del Cus, ma attacca ancora con Martorana. La Nissa con il cross che arriva nel cuore dell'area di rigore, si salva in qualche modo la difesa del Cus. Occhio al calcio d'angolo, pallone che arriva nel cuore dell'area di rigore, sul secondo palo c'è Morales che colpisce un clamoroso legno, ma ancora attacca, ancora da un calcio di punizione con la palla che si perde sopra la traversa la Nissa. Nuovo tentativo poi, palla che rimane in area, arriva a disposizione di Michele Fragapane che pareggia 2-2 al Tomaselli. Sembra destinata ancora a tracimare l'attacco nisseno con questa conclusione respinta a pelo d'erba da Di Salvo. Ancora Nissa che attacca sprombattuto, qui c'è un colpo di testa che si perde di pochissimo al lato, insiste la squadra di Sferrazza, attacca senza soluzione di continuità, qui altro tentativo, è bravissimo Di Salvo in due tempi, il portiere classe 2005 degli allievi del Cus Palermo. Qui rischia la difesa del Cus, solo calcio di punizione dal limite dell'area di rigore e arriva il provvedimento, il cartellino rosso ai danni di Terrasi, doppio giallo per lui. Poi partita che si accende, ne fa le spese ancora in questo caso la Nissa, cartellino rosso anche per Ivan Lavardera che lascia i suoi in inferiorità numerica, a dire la verità in parità numerica, 10 contro 10 per un finale caldissimo di partita con la squadra di Sferrazza che continua ad attaccare. C'è un altro calcio di punizione con la palla che finisce in area, Di Salvo si supera sul primo palo, parata distinto per lui, poi Sacco mette la preghiera nel cuore dell'area di rigore, c'è poi il tentativo ancora di Fragapane che sfiora la doppietta, palla che si perde fuori di un soffio, ancora calcio d'angolo per la Nissa, altro pallone in aria che sorvola la traversa, ma attenzione, minuto 98, il calcio di punizione di Mustacciolo per Di Giovanni, prodotto delle giovanili del Cus, che nel finale regala una vittoria clamorosa alla squadra di Mister Zappavigna che ora ci crede nella salvezza. I derby in quanto tali non hanno bisogno di grosse presentazioni e questo in particolare ha grossi significati non solo sul piano territoriale ma anche su quello del campo. Di fronte il Lascari Cefalù di Mister Grimaudo e la super giovane Castelbuono di Mister Marandano, in palio non solo la supremazia territoriale ma anche e soprattutto il terzo posto nella classifica del girone B di promozione, alle spalle di due autentiche corazzate come la capolista Geraci e l'immediata inseguitrice ovvero l'Aspra, il tutto di fronte ad una cornice di pubblico eccezionale, oltre 800 persone al Santa Barbara per assistere a questo derby, un derby che non si accenderà molto presto ma che vivrà una grande emozione. Al minuto 24 rimessa Lascari, la palla che viene deviata sulla testa di Peppe Fazio che a porta sguarnita deve solo depositare in rete. Minuto 24, vantaggio Lascari Cefalù con la firma del capitano, del numero 10 della formazione di Mister Grimoto che fa esplodere il pubblico di fede cefaludese. E poi al minuto 36 stessa azione però dall'altra parte sulla destra, una rimessa laterale con una spizzata verso Mocciaro che a differenza del suo compagno di reparto non riesce a depositare in rete. Di fatto le occasioni del primo tempo si riducono a queste due grandi chance per la squadra di casa, ma nella ripresa
scende in campo una Supergiovane Castelbuono decisamente più pericolosa a partire da questo calcio di punizione di Rosselli, che sorvola non di molto la traversa, ma attenzione a questa opportunità con il cross per la testa di Rosone, e battuto Fiducia, la palla però sbatte sulla traversa. 5 minuti dopo, altra occasione, questa volta da calcio piazzato, Rosselli dipinge, Rosone ancora di testa, la palla questa volta sorvola la traversa. Un paio di minuti dopo il Lascari avrà una grande opportunità per raddoppiare, grande giocata ancora di Fazio ad armare i compagni del reparto offensivo, si muove Sferruzza, si muove soprattutto Moscero che riceve all'altezza del dischetto, il terreno di gioco zuppo d'acqua ne frena la conclusione, ma attenzione a quello che succede adesso, minuto 70 col colpo di testa che non inquadra la porta, ancora attacca il Lascari, c'è poi un tocco con la mano, il direttore di gara non ha dubbi, concede calcio di rigore al Lascari. Cefalù dal dischetto si presenta come di consueto il bomber Sferruzza che attende il fischio dell'arbitro prima di partire con la rincorsa e con il destro che spiazza il portiere porta sul 2-0 il Lascari Cefalù. Esultanza liberatoria, maglia lanciata sul terreno del Santa Barbara che vale un'ammonizione, ma vale soprattutto il gol del 2-0. La Supergiovane Castelbuono però non molla e non muore, c'è questa azione sulla destra con la palla messa al centro all'indirizzo di Di Salvo, tapin al volo vincente davanti a Fiducia. Minuto 77, si riapre il derby con il gol da parte di Di Salvo che restituisce una piccola fiammella di speranza alla squadra dello squalificato Marandano. Al minuto 83 però c'è questo calcio di punizione in favore del Lascari Cefalù, la pazza idea di Peppe Fazio che calcia da distanza siderale, palla che sorvola di poco la traversa, ed è di fatto questa l'ultima opportunità perché la preghiera della Supergiovane si spegne tra le braccia di Fiducia prima dei tre fischi più attesi del pubblico del Santa Barbara. Vince il Lascari Cefalù che adesso è da solo al terzo posto della classifica del girone B di promozione. a perdere con
Di Rosselli con il rigore di Pillotta, due grandi parate. Secondo tempo di Supergiovane Castelbuono Geraci, 23esima giornata del girone B di promozione siciliana. 1-0 per gli ospiti. Sta decidendo questo derby dei Ventimiglia la punizione di Gioacchino Serio a metà del primo tempo. Poi c'è stato il rigore sbagliato da Pirrotta con la parata di Petrucci sulla traversa. Supergiovane che in quel frangente ha sfiorato il gol del pareggio contro la capolista che continua ad attaccare con Velardi che mette dentro Fili in calcio d'angolo. Facciamo un recap veloce delle due formazioni. Supergiovane Castelbuono in maglia gialla, il 4-4-2 di Salvatore Marandano, Randazzo in porta, Marguglio di Domenico Fili e Lo Monaco in difesa di Salvo, Cicero, Rosselli e Cardella a centrocampo, Pirrotta e Rosone in attacco, Geraci con il 3-5-2, Petrucci in porta, la mattina Niassiti, Azzese in difesa, Cigno, Gonzales, Villar, Serio e Coco a centrocampo, Velardi e Marrone in attacco. Pallone messo dentro, non c'è stato nulla di che dopo questa battuta del calcio d'angolo. Rosone fermato da Coco, proposta in profondità, la presa di Randazzo. Di Domenico a cambiare tutto, Niassi si va a scontrare con Pirrotta, quest'ultimo alla peggio nel contrasto, infatti va a zoppicare. Bella la giornata qui a Castelbuono, un po' di vento, ma comunque pomeriggio gradevole. Per quanto riguarda gli altri risultati delle partite che si stanno giocando questo pomeriggio, 1-1 tra San Fratello e Villarosa. C'è il vantaggio a sorpresa della città di Casteldaccia sulle Lascari Cefalù, ancora 0-0 tra Castelluccese e Aspra, con il vantaggio del Geraci. Il Geraci attualmente in modo aritmetico salirebbe in eccellenza. Ovviamente ci sono ancora 40 minuti abbondanti da giocare su tutti i campi, ancora 0-0 anche in Gorgogna degli Amistretta. Villar, Fili di testa, non la va a prendere Cardella, risponde Di Salvo. Villar cerca di mettere giù Velardi, l'alzata di Gonzales è troppo profonda per Marrone. Nessun cambio dunque nell'intervallo da entrambe le parti. Vedremo un po' come cambieranno le proprie squadre, Supergiovane Castelbuono e Geraci. Da un lato Gianvito Testa nella Supergiovane, dall'altro Gaetano Mirto. Marandano è presente, sì, ma in gradinata.
rimessa super giovane Rosone, c'è il passaggio, c'è anche Gnassi, il pallone di Fili, va a rispondere Chiazzese, la gestione di Rosselli, si va a prendere il calcio di punizione. Si fanno sentire anche i tifosi della super giovane nella gradinata laterale del Luigi Failla. Serio verso l'interno, prende tutto Rosselli, e come in ogni derby vanno a rispondere gli avversari, i tifosi del Geraci che sono seduti nella gradinata centrale. È rimessa per gli ospiti. Velardi ce la fa, vuole il calcio di punizione, lo ottiene dal lato corto dell'area di rigore. Un po' difficile calciare verso la porta. Da lì tra poco vedremo un po' la soluzione di Serio. In barriera ce ne sono due per Randazzo. Si muove tanto Marrone sul secondo palo, parte Serio, pallone in mezzo, colpo di testa a rimettere lì da Velardi, a rispondere quasi sulla linea la super giovane, quasi del tutto battuto Randazzo. Sale anche Cigno a saltare. Serio, basso sul primo, risponde Rosselli a mettere fuori. Geraci in proiezione offensiva. Serio? C'è il fallo in attacco. La risposta di la mattina, c'è un'altra rimessa. Salutate la capolista! Palla Monaco a battere. Cerca il colpo di testa Pirrotta a proporre Gonzales, scambio di prima il Geraci, risponde però il solito presente Fili di Salvo. Rosone verso il centro, sta addosso Serio, da dietro arrivano altri due difensori con Cigno che va a recuperare Di Domenico. La pallone di Rosselli gira tutto dalle parti di Angelo Marguglio. Marguglio prova la giocata contro Gonzales, quello che si va a prendere è la rimessa laterale. La battuta di Marguglio in area, di rigore, Gnassi di testa, arriva anche il colpo di testa di Coco. Marrone disturbato da Cicero, stavolta la rimessa è per il Geraci. A bordo campo movimenti proprio per la panchina della squadra ospite, ancora nessun cambio come abbiamo detto, ci sono movimenti anche nella panchina della super giovane con Antista che si sta riscaldando. Potrebbe essere uno dei primi cambi questo qui. Battuta da ripetere per Di Domenico. Rosone, era interessante l'aggancio, alzata di Rosselli profonda, Rosone, pallone sul fondo, c'è il gol dell'Aspra
a Cefalù contro la Castelluccese. Geraci al momento non più aritmeticamente in eccellenza. Castelluccese 0, Aspra 1 al sesto nella ripresa. Serio di testa, pallone profondo per Velardi contro Di Domenico. Villar addosso a Cicero, ostacolato da Marrone. Il recupero del Geraci assieme a Gonzales che sale un po'. Gonzales allarga dalle parti di Marrone, pallone profondo, pallone sul fondo. Dicevamo del vantaggio dell'Aspra, in vantaggio c'è anche il Geraci. Sarebbe ancora tutto aperto nel caso di risultato finale. Con queste situazioni il divario del Geraci sull'Aspra sarebbe ancora di 7 punti. Sarebbe ancora tutto aperto, ma per l'Aspra la situazione rimane comunque difficile. Spallata di Velardi, gira tutto Gonzales, sale nel frattempo dall'altro lato la Mattina. Manca però l'aggancio perfetto. Consegna la rimessa alla super giovane Castelbuono. Di Salvo, passaggio sbagliato. Cambio di rimessa. Altra rimessa stavolta per la super giovane con il pallone lanciato in avanti. Cigno verso Di Salvo, un po' trattenuto da Villar. Si allargano le maglie, si potrebbe girare dall'altro lato dove c'è Cardelli. Infatti si va per questa soluzione. Marrone, c'è il fallo da parte sua, infatti Cardella si era fermato. Poi scaramucce con Gonzales. Di Domenico, battuta corta, Cardella contro Gonzales. Il passaggio per Rosselli che stava andando con la Veronica lenta. Serio avanza ancora evitandolo Monaco. Sbaglia però il tocco ad allungarsi il pallone. Insegue Cardella, colpo di testa di Chiazzese, il pallone arriva a Rosone, scambio con Cardella che va sempre di più in profondità. C'è il calcio di rigore per la super giovane Castelbuono, un altro per la squadra di Marandano. Su Cardella, e a questo punto la super giovane non può sbagliare nuovamente. Prima c'era stato l'errore di Pirrotta, adesso una nuova opportunità, ammonito lo Monaco. Nel frattempo Rosone dal dischetto, tutti in tensione per l'ipotetico pareggio della super giovane. Altra ammonizione tra i dirigenti della super giovane Castelbuono che sono entrati in campo. C'è stato sì il rigore per la super giovane, ma il giallo per la stessa squadra di casa. Caos in area, Rosone pronta a calciare. Accenno di rissa con qualche spinta i giocatori di entrambe le squadre. Gnassi e Pirrotta protagonisti, faccia a faccia tra i due. Caduto Di Domenico. Si vuole qualche cartellina in più perché si va a parlare con il primo assistente Negrelli. Si continua a discutere con il dialogo di arbitro e assistente. Cartellino rosso per Gnassi, Gerazzi in 10.
Clamorosa alfailla, Filì a terra, si continua a discutere, espulsione Niasse nel Geraci per reazione non corretta. Viene allontanato Bakary Niasse. Geraci in 10, occhio perché questo derby potrebbe cambiare. Filì vuole raggiungere Niasse, c'è stato altro probabilmente tra i due nel corso della camminata di Niasse verso gli spogliatoi, e occhio perché Filì è tra gli ammoniti della partita. Altro rosso estratto dall'arbitro. Per un dirigente del Geraci. Nel frattempo il Mistretta è avanti a Delia, il gol di Provenzale contro la Gorgonia. E tutto questo si aspetta già da un po' per far battere il rigore a Rosone. Arbitro che cerca di liberare l'area di rigore. Area liberata per Salvatore Rosone, pronto a calciare il secondo rigore di giornata per la Super Giovane Castelbuono. Altro esame di maturità per Petrucci. Vediamo un po'. Porta Rosone, ancora Petrucci, il pallone rimane vivo. Rosselli, c'è il fallo in attacco, assurdo. Nicolas Petrucci, protagonista assoluto, a parare due rigori, prima a Pirrotta, poi a Rosone. Classe 2001, titolo argentino da poco, giornata da sogno per questo giovanissimo portiere del Geraci. Nel frattempo viene lanciata una bottiglietta d'acqua in campo dalla gradinata dei tifosi del Geraci. Geraci che è in 10, lo ricordiamo, per l'espulsione di Niasse. Tensione nel frattempo per le bottigliette d'acqua che sono volate in campo, più di una, infatti l'arbitro ne allontana una proprio adesso. Confusione. Il derby si accende sempre di più. Super Giovane Castelbuono che ha sbagliato due rigori. Proteste da parte dei dirigenti della Super Giovane Castelbuono nei confronti dell'arbitro. Arbitro che dice
alle riserve della Super Giovane di sedersi, se no non si può continuare. Nel frattempo Pirrotta ha incitato i tifosi di casa nella speranza di ottenere il pareggio. Si è rimessa lunga, batte Marguglio, pallone dentro, Pirrotta di testa verso la porta, Petruzzi. Applauditissimo il portiere del Geraci, che sta reggendo una squadra che da poco ha subito un'espulsione da parte di uno dei suoi uomini fondamentali, Baccarin Niassi, che un minuto con la maglia del Geraci non l'aveva mai saltato. Poi il rosso e la situazione è cambiata. Rosone, adesso la Super Giovane ci vuole credere nonostante l'errore per 2 volte dal dischetto, prima con Pirrotta, poi con Rosone. Di Salvo lungo la fascia, spazza Serio, il pallone è ancora vivo, lo Monaco si prende la rimessa in maniera abbastanza furba. Rosselli, scontro con Serio, è però il giocatore della Super Giovane a commettere fallo. Si chiede assistenza per Serio. Sembra essere qualcosa di non banale, perché c'è stato più di un fischio da parte dell'arbitro nel chiamare l'attenzione da bordo campo per assistere il giocatore del Geraci. Assistito, giochino serio, tutto ok. C'era stato un momento in cui era sorta un po' la preoccupazione per lui, dal momento in cui si è alzato. Qui i tifosi del Geraci hanno applaudito colui che sta decidendo la partita con un gol su punizione sul primo palo. Oggi non esci 17. Tutto ristabilito, punizione Geraci, battuta lunga, si cerca Velardi, c'è il colpo di testa di Fili, Villar, zona protetta da Di Domenico, lancio lungo di Rosselli, risponde Chiazzese, possesso Super Giovane, sale Di Salvo, un po' in ritardo Serio, Rosone verso il centro, c'è il cross verso l'interno dell'area, Petruzzi, a ogni pallone che prende sorgono applausi per lui. Si sta prendendo sempre di più questa titolarità dell'ultimo periodo. Velardi gira di testa per Serio, lancio lungo per Marrone, Randazzo. Marguglio, lancio profondo, anche questo impreciso, gestione addirittura con il petto di Petruzzi. Di Domenico, Rosone deve salire un altro po' di Salvo prima di Luicigno. Serio, si gioca a palla lunga ormai. Nel frattempo sta per entrare in campo nel Geraci Galletto
Sarà questa la prima sostituzione del match, anche se dall'altro lato c'è anche Antista pronto con la maglia da gara. Il rinvio di Randazzo di testa, Pirrotta, Rosone, doppio rimpallo, stava andando avanti l'attaccante della Super Giovane, pallone ancora vivo, Cicero, alzata di Salvo, controllo, forse un tocco con il braccio, tutto che per l'arbitro, scatta di Salvo fino in fondo, Gonzales a levar via di serio l'ultimo tocco, poi finisce giù, ancora nulla secondo l'arbitro, ancora di Salvo, possesso che rimane per la Super Giovane, pallone passato dietro, c'era Cicero solo, è stato sbagliato il passaggio e allora Velardi 1 contro 4. Se andiamo in prospettiva di Domenico a fermare tutto, colpo di testa di Coco, Velardi poi non ce la può fare. Ultimi 20 minuti da giocare al Failla. Velardi di testa ma non c'è nessuno, l'alzata di Fili, risponde la mattina, Serio di testa, il pallone finisce fuori, Serio poi anche va a scivolare e adesso si può andare con il cambio. Esce Marrone nel Geraci, al suo posto Galletto. Cambio anche nella Super Giovane Castelbuono con l'ingresso in campo di Guarnieri. Non entra quindi Antista. Sta fremendo abbastanza. Guarnieri che ha preso il posto di Lo Monaco, un cambio per parte, dunque lancio di Randazzo, colpo di testa di Villar. Marguglio profondo, Rosone aggancia, occhio al pallone per Guarnieri che non può calciare, è abbastanza murato, Rosone propone nuovamente in mezzo, Pirrotta, nessun aggancio, Cardella tutto da capo per la Super Giovane. Cross un po' respinto, Gonzales, colpo di testa a non vedere nulla di Fili, regala la rimessa al Geraci, Super Giovane che riesce ad entrare in area ma mancano i colpi, quelli veri, quelli concreti. Ci rimane fuori! Terzo! Dietro! Di Salvo, il pallone gestito da Pirrotta, l'aggancio di Rosone, calcia da fuori con il sinistro, pallone sul fondo, ha pareggiato il Lascari Cefalù a Marineo contro il Città di Casteldaccia, 1-1 la rete di Sferruzza. Altri cambi pronti, è pronto ad entrare Antista nella Super Giovane Castelbuono, pronto ad entrare Conate nel Geraci che prende il posto di Velardi. È uscito Rosselli invece nella Super Giovane Castelbuono, al suo posto Antista, uno degli ex
Il rinvio di Petruzzi direttamente fuori. Forza in più per la Supergiovane con l'ingresso di Antista a Geraci dal 2015 al 2017 in prima categoria e in promozione. 44 presenze e 18 gol. Prima era alla Castelbuonese in seconda categoria, poi il passaggio al Geraci e subito dopo alla Supergiovane, sempre dalla seconda categoria, anche lì. Calcio d'angolo per la squadra di casa. Ha pareggiato nel frattempo la Gorgonia Delia con Rosario Genova contro il Mistretta 1-1. La battuta dell'angolo c'è Di Salvo. Cerca di muoversi Antista in mezzo, pallone che scorre, colpo di testa di Cardella sul fondo. Problema alla rete della Porta. La va ad aggiustare Pirrota in persona. Il problema è risolto subito. Presumibilmente un buco risolto in qualche modo. Marguglio risponde l'altro 2, Coco. Fili, profondità, Cigno fuori. La Supergiovane ci crede nonostante i 2 rigori sbagliati. Qui però non va a battere correttamente la rimessa. Cigno con attenzione. Konate appena entrato. Ancora Konate a lottare contro Cicero. Si va dall'altro lato, dalle parti di Guarnieri. Marguglio profondo, sempre a cercare il nuovo entrato nella Supergiovane Castelbuono, Giovanni Guarnieri, classe 2004, alla seconda stagione con questa maglia. Marguglio in mezzo, colpo di testa, secondo palo, deviazione cercata da Cicero per ingannare Petruzzi. Marguglio, non c'è nulla secondo l'arbitro, voleva il braccio di Villar e soltanto calcio d'angolo per la Supergiovane Castelbuono. Cartellino giallo per Antista. Di Salvo dalla bandierina. Si va. Basso, Rosone, acrobazia, facile per Petruzzi. Vuole troppo prendersi questa scena, Rosone vuole troppo riscattarsi dopo il rigore sbagliato. Serio? Verso il nuovo entrato Galletto di Domenico. Via. Non la prende di testa Cicero, ci pensa Villar, pallone per Serio, allarga tutto, sale Konate dall'altro lato. Konate prova a sfidare Cardella, non ci riesce. Di nuovo in vantaggio il Mistretta Delia, 2-1. Al Carvello. La rimessa per Konate. Galletto gestione con il petto, se la porta fuori però. Altro cambio pronto per la Supergiovane Castelbuono con la Iuppa.
esce Cicero, ammonito. Dentro Rosario Laiupa, classe 2001, anche lui da diversi anni in maglia super giovane. Indicazioni tattiche dalla gradinata da parte di Marandano per il piazzamento di Laiupa come centrale di difesa. Rosone Di Salvo vuole il rimpallo vincente, ha raddoppiato l'Aspra a Cefalù con la Castelloccese. Altra rimessa con Fili. Fallo. E altra interruzione di gioco. Ultimi 10 minuti, il Geraci nell'ultima trasferta ha subito il pareggio nel recupero. Dato il pressing della super giovane, dato il riscatto contro i 2 rigori sbagliati, vedremo se accadrà allo stesso modo come 2 settimane fa, colpo di testa all'indietro di Domenico. La presa di Randazzo. Conate giù, senza fallo, Villar cerca Galletto, è in vantaggio Fili, c'è il colpo di testa per allungarsi il pallone per Galletto, è rimessa super giovane, arbitro vuole che Cicero si allontani un po', dato che è stato sostituito poco fa, colpo di testa di Chiazzese, pallone spazzato fuori. Cardella, Rosone protegge, voleva il tacco per il compagno, non è riuscito. Laiupa è entrato poco fa, il recupero di Serio, trattenuta da dietro, c'è il cartellino giallo per Laiupa, se l'è cercato un po'. Secondo ammonito dalla panchina per la super giovane. Battuta la punizione, si cerca Conate contro Fili, colpisce quasi con la schiena. Rimessa però è per la super giovane. Di Salvo. Colpo di testa Rosone contro 2, il tocco di Lamattina dietro, fallo su Cardella, altra punizione. La battuta di Cardella in mezzo, secondo palo, occhio ad Antista, ripropone a cercare Di Salvo, pallone mantenuto in campo da Antista, lontana Galletto, Serio, spazio assai per il Geraci ma si è molto lontani dalla porta, fallo da dietro di Cardella.
reclamato dal Geraci, perché alla fine è stata concessa soltanto la rimessa laterale. Rosone alzata, volevantista, colpo di testa di Layup, ha sbagliato. Galletto, il tocco, pallone che è uscito prima del possesso di Konate. Layup, il tocco di Gonzales, la prende Di Domenico, spazza. Fallo di Gonzales, calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. La battuta profonda a Petruzzi, in due tempi, pallone non mantenuto invece fino alla fine. Giurozone assieme a Petruzzi, colpo alla testa subito dal portiere del Geraci. Assistenza gol della Castelluccese nel frattempo con Santo Salerno 1-2 contro l'Aspra. Si è rialzato nel frattempo Nicolas Petruzzi. Pallone consegnato al Geraci, arbitro che dice ad Antista di allontanarsi. Villar consegna tutto agli avversari. 3 minuti più recupero. Alfailla, colpo di testa ancora di Villar, Serio che a lungo, ma è comunque solo, deve sfidare le varie maglie gialle che si ritrova davanti, e rimessa per il Geraci. Serio protegge, ancora avanti, vorrebbe la conquista di un calcio d'angolo, poi Cardella a prendersi il calcio di punizione. Cardella, pressione di Galletto, anche con qualcosa in più tra i due. Marguglio di testa, Pirrotta, lascia tutto il Geraci però. Konate, Serio, la tocca, c'è Galletto, Di Domenico dietro, da Randazzo. Fili, Cardella lascia dietro la Layup. Konate prima di Salvo. Sarà salto super giovane nel finale. Vai Giovanni! Di Domenico consegna Villar. Il rimpallo favorisce Cardella. Pallone spazzato nuovamente. Esce o non esce Randazzo? Rischia assai contro Serio. Di Domenico.
profondo di testa chiazzese, Pirrotta rischiando anche di prenderla con il braccio. Pirrotta dietro, la Juppa in controtempo, arriva serio la Juppa e regolare l'intervento del giocatore della Super Giovane. Di Domenico si prende qualche secondo in più, Pirrotta non può centrarsi più di tanto, tocca Galletto, la Juppa lascia Di Domenico, chiede palla di Salvo larga a sinistra, eccolo qui, cross di Salvo, Villar di testa, la Juppa, colpo di testa sbagliato, Di Domenico rischia, c'è Randazzo fuori, c'è anche Serio da attaccare, Randazzo alla fine va da Marguglio, cambio pronto nel Geraci con l'ingresso in campo di Albanese, si deve aspettare un altro po' però, Cigno spazza, sul fallo fischiato al Geraci, si chiede però assistenza. Dentro il tempo di recupero, c'è cambio nel Geraci che si va a concretizzare. Esce Serio, standing ovation per colui che sta decidendo questo derby di Ventimiglia con la sua punizione magica sul primo palo. Dentro Albanese a dare una mano in difesa nel Geraci. Recupero largo al Failla. Di Domenico. Ancora di testa, Fili. Sempre Di Domenico. Marguglio profondo, prolungamento di Antista, colpo di testa di Villar. Cardella mette giù, Villar lo evita, avanti Cardella, l'appoggio di Antista, pallone che passa, ancora Pirrotta, alzata in profondità, esce Petruzzi che poi se la va a prendere contro Antista e fa mettere calma in campo. Il rilancio di Petruzzi, risponde Marguglio, anche Albanese, c'è Villar prima di lui, però c'è Antista, Guarnieri, Marguglio, basso, spazio per Cardella, può avanzare Cardella, pensa anche alla conclusione, la finta allarga tutto, Guarnieri, pallone dentro, Gonzales in fallo laterale, attacca la Super Giovane, finale da seguire, c'è però un giocatore a terra. Viene chiesta anche l'assistenza da parte della panchina del Geraci, ammonito Gonzales, era già stato ammonito Gonzales, e occhio perché in Super Giovane Castelbuono Gioiosa, l'ultima partita giocata qui dalla Super Giovane, c'è stato un doppio giallo non concretizzato in rosso, il giallo è stato estratto, espulso Gonzales, Geraci che chiude in 9. Geraci che cerca anche di accumulare secondi importanti a livello psicologico, perché oltre ad avere un giocatore a terra ha pronto anche un altro cambio con Alessandro Lepre pronto a bordo campo. Si è rialzato Villar.
Esce proprio l'argentino. Esce con del fazzoletto sul naso. Botta un po' pesante per il mediano del Geraci. Dentro Lepre in questo finale. Rimessa lunga per la super giovane Marguglio, dentro. Colpo di testa, pallone di Salvo. Cade giù, calcio di punizione. Il fallo di Galletto. Andiamocene! Vergognati! Piccolo capannello che si va a creare. Cardella è pronta a battere. Barriera a 4 per Petruzzi. Pronto Cosimo Cardella. Cardella morbido, largo di Domenico, in acrobazia ancora di Domenico. Pallone fuori. Il doppio tentativo del difensore. Tanto è finale a Delia. Colpo grosso del Mistretta in casa della Gorgogna, 2-1. Siamo agli sgoccioli anche qui al Failla. Conate la tocca, poi scivola, protegge. C'è il calcio di punizione per il Geraci. Siamo nel settimo di recupero. La Mattina, pallone profondo verso Galletto, contro Filì, è rimessa super giovane, ma c'è il triplice fischio ufficiale, la vittoria del Geraci in casa della super giovane Castelbuono, 1-0. A decidere il calcio di punizione di Gioacchino Serio nel primo tempo, doppio rigore sbagliato dalla super giovane Castelbuono, prima con Pirrotta, poi con Rosone. In entrambi i casi c'è stata la parata da parte di Petruzzi. Il Geraci non è aritmeticamente in eccellenza ancora, perché l'Aspra al momento sta vincendo contro la Castelluccese per 2-1. Mancano soltanto i finali degli altri campi. C'è stato soltanto quello di Delia con il colpo del Mistretta sul campo della Gorgogna. Festa grande per il Geraci, che supera la soglia dei 50 punti in classifica, siamo a 51. Sentiamo un po' l'atmosfera per Failla, per la capolista. Gli applausi dei tifosi, gli applausi della festa per tutti quelli che sono arrivati da Geraci Siculo. Con il pubblico del Failla della Super Giovane che applaude la propria squadra, che ha continuato a lottare nonostante il primo rigore sbagliato, nonostante il secondo rigore sbagliato. Geraci che continua con i suoi festeggiamenti. Che si va ad aggiudicare quest'altro derby dei Ventimiglia dopo il 6-0 netto dell'andata. C'è anche questo 1-0 nel ritorno, la terza vittoria, considerando il 5-2 del primo turno di ritorno in Coppa di categoria, a riscattarsi contro quel 3-0 subito al debutto stagionale in campionato. Aspettiamo a questo punto
i finali degli altri campi con il Geraci che ha vinto, il Mistretta che ha vinto, e ancora 1-1 tra Città di Casteldaccia e Ascari Cefalù. Da capire anche il finale di Cefalù con l'Aspra protagonista in casa, se possiamo dire così, neutra della Castelluccese. Il doppio vantaggio esterno, poi il gol segnato da Santo Salerno con il Geraci che va così a salire a 51 punti in classifica. Super Giovane Castelbuono che incassa la quarta sconfitta di fila dopo quelle nelle partite contro il Gioiosa, contro l'Ascari Cefalù, contro il Mistretta. L'Ascari Cefalù che in questo momento ha compiuto la rimonta Marineo 2-1 contro il Città di Casteldaccia, doppietta di Sferruzza, pericolo scampato nel finale per la squadra di Claudio Grimaudo, che a questo punto si distacca ancora di più dalla Super Giovane Castelbuono, da +3 passa a +6, sempre al terzo posto. Al momento Geraci 51, ancora non promosso aritmeticamente in eccellenza, Aspra 44, l'Ascari Cefalù 40, Super Giovane Castelbuono 34, raggiunto adesso in maniera certa dalla Sant'Angiolese a 34 punti. Subito dopo il Gioiosa a 32, Gorgonia Delia che ha perso in casa va a 29, Mistretta che accorcia sull'ottavo posto sulla Castelluccese 24, Mistretta 23, San Fratello e Villarosa sono sull'1-1, quindi salgono entrambe a 19, si distaccano dalla Città di Casteldaccia che resta a 18 punti in classifica, mentre il fanalino di coda è la Pro Falcone a 17 punti. Nel frattempo a Cefalù è finale, l'Aspra ha vinto 2-1 contro la Castelluccese, quindi confermiamo il risultato del Santa Barbara. Ancora la lotta è aperta tra Geraci e Aspra, ma il divario resta comunque quello. È quasi cosa fatta per la squadra di Mirto, quindi bisognerà aspettare ancora per il ritorno in eccellenza del Geraci dopo 3 anni di distanza. Super Giovane Castelbuono invece che cercherà di riscattarsi la prossima settimana in casa dell'Aspra. Quella lì sarà una partita abbastanza avvincente, il calcio d'inizio alle ore 15 di domenica prossima, mentre il Geraci ospiterà il Città di Casteldaccia. Stessa data, stesso orario. È tutto dalla Luigi Failla di Castelbuono, grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci. Sicuramente Castelbuono non ha demeritato